Nel quadro della quotidiana attività svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto del contrabbando e della contraffazione dei generi di monopolio, i finanzieri del gruppo di Caltanissetta, all'esito di un mirato servizio di analisi delle movimentazioni di merci in provincia, hanno individuato un carico di tabacco privo del contrassegno dei monopoli di Stato e quindi di provenienza illecita. Le successive analisi hanno consentito di appurare la presenza di una partita di guta, più comunemente denominata snus, ovvero una tipologia di tabacco da masticare, la cui distribuzione e la vendita è vietata sul territorio italiano. Si tratta di una miscela di tabacco altamente nociva per la salute e diffusa in alcuni paesi asiatici per sopportare la fatica durante lo svolgimento di lavori usuranti e intensi. Il destinatario della spedizione, risultato un cittadino di origine egiziana all'interno della cui abitazione, sono stati rinvenuti complessivamente 21 kg di prodotto privo del sigillo dei monopoli, presentato in pacchetti da 100 grammi predisposti per la vendita al pubblico. Il valore di mercato dell'intera partita di tabacco sottoposta a sequestro penale e destinata alle piazze locali di smercio ammonta a circa 10.000 euro. Con separata attività verrà quantificato il FANI del recupero, l'ammontare dei tributi evasi. Sono quindi ulteriori in corso accertamenti finalizzati a risalire alla filiera della produzione, della distribuzione del carico, la diffusione sul territorio nazionale, quindi ha avuto nel frattempo un significativo aumento. Quindi l'attività dei militari viene svolta dal gruppo di Caltanissetta al contrasto dei traffici illeciti e si inquadra in una più ampia azione condotta dal corpo finalizzata a garantire condizioni paritarie di concorrenza tra gli operatori economici, a tutelare la salute dei consumatori e restituire risorse alle casse dello Stato e dell'intera collettività.